Ciao ragazzi, benvenuti in questo quarto episodio del mini corso di PHP MySQL che sto tenendo nel mio canale. Ok, oggi parliamo di siti modulari, quella modularità nella strutturazione che è tipica anche di CMS come WordPress. La modularità è l'insieme degli elementi che vengono richiamati per andare a comporre poi le singole pagine che ci servono, andando a richiamare degli elementi fissi che sono presenti, quegli elementi che sono presenti in tutte le pagine del sito. Vedi ad esempio l'header e il footer tra tutti, ok? Però prima di iniziare andatevi ovviamente a vedere i 3 episodi precedenti a questo nel canale, ok? E se avete piacere di aiutarmi a far crescere la community e a fare un sacco di altri video super fichi, iscrivetevi al canale, diffondete il verbo, mettetemi un bel like al video se il video vi è piaciuto o vi è servito e nei commenti lasciatemi tutte le domande del caso. Noi ci vediamo dopo la sigla. Bene, allora, quando parliamo di sito modulare, ovviamente abbiamo bisogno di creare qualcosina in più degli esercizi che abbiamo fatto in precedenza. Negli esercizi precedenti ci siamo limitati in una pagina bianca ad andare a inserire un po' di strutture e di funzionalità di PHP per poter vedere esattamente cosa fanno, come funzionano, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? In questo esercizio invece ovviamente ho creato una strutturina un po' più complessa, quindi naturalmente per poter vedere la modularità degli elementi ho sia un file index.php ma ho anche ovviamente un foglio di stile, quindi la mia solita cartellina starter di partenza sono andato a modificarla andando a trasformare l'estensione del file da HTML a PHP per poter lavorare ovviamente attraverso le funzionalità. Allora sfrutterò appunto questa struttura, pertanto andrò a prendermi anche degli elementi già presenti dentro il foglio di stile, quindi quando vedete delle classi o delle cose che richiamo sappiate che funzionano perché sono presenti nello stile, ok? Quindi lì potete chiamare tutto come vi pare. Vado a creare quindi una sezioncina con uno spacer, li creo un po' di spazio, ok? E dentro questa sezioncina ci vado a mettere un contenitore. Ripeto, questi elementi sono già presenti dentro il mio foglio di stile. Qui a questo punto non rimane che andare a creare un file header, un file che chiamerò, no, scusatemi, un file header, un div class header, un div che chiamerò main, ciappa, ok, dove andrò ad inserire un H1 con scritto la mia home page e poi sempre all'interno di questa struttura banalissima andrò a crearmi un file footer. Vado quindi adesso a lasciarmi qualche commentino perché poi una volta che vado a smembrare la struttura ovviamente sarà un po' più difficile ricordarsi chi fa cosa, anche se stiamo comunque veramente parlando di strutture basiche, ok? E a questo punto non mi rimane che fare una formattata veloce di tutto l'ambaradan. Vado nel foglio di stile, richiamo l'header e gli vado a dire width 100%, gli metto un'altezza così tanto per, ok, di una quarantina di pixel e il mio solito colore aziendale di background, e questo ce l'abbiamo. Vedete, avrò la mia strutturina iniziale, la nostra header tra virgolette, ok, beh, posso farla anche un po' più grande, dai, facciamo una centinaio di pixel così si vede un po' meglio. Poi andrò a farmi la mia parte interna, il famoso main, dove andrò a dare un'altezza provvisoria. Anche questo lo mettiamo con una larghezza 100%, facciamo un'altezza di 400 pixel tipo, e anche qui gli andiamo a dare un colore a caso, ok, gli do un grigettino e poi vado a creare il mio footer dove anche in questo caso diamo una larghezza pari al 100%, un'altezza anche qui facciamo una sessantina di pixel e vado a dargli un colore di background 222. Quindi struttura basicissima che però ci deve permettere di capire le dinamiche e le funzionalità. Allora è abbastanza ovvio che questa struttura nelle altre pagine del sito in questione che andrò a costruire si porterà dietro questa parte iniziale che è l'header e questa parte finale che è il footer, quindi l'unica parte che rimarrà
ovviamente sarà questa ed è l'unica che deve essere cambiata. Queste parti in WordPress si possono alternare grazie ai cosiddetti template pagina che vengono caricati, quei primary template che vengono caricati in automatico da WordPress a seconda di cosa clicco, la single per i post per esempio, la page per gli articoli, e d'altro canto ci sono anche secondary template che sono quei template fissi come header e footer, ad esempio sidebar, i commenti, che sono quei template. Per capire un po' meglio tutta sta roba vi invito ad andarvi a vedere il mio video corso su come costruire un tema custom in WordPress. La logica è praticamente esattamente la stessa, solo che invece di utilizzare delle funzioni predefinite di WordPress utilizziamo le funzioni native. Quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è sicuramente crearci i file fissi che ci dobbiamo andare a portare all'interno delle strutture. Nello specifico, per questi file abbiamo bisogno di andare a crearci un nuovo file che chiameremo header.php, rifacendomi sempre comunque all'esercizio in corso, e un secondo file che chiameremo footer.php. Questi file ovviamente sono dei file che non compongono l'intera pagina, ma sono dei file di servizio, di funzionalità per la pagina stessa, anzi per tutte le pagine. Questo vuol dire che se avessi 1000 pagine di un sito, presumibilmente avrò sempre comunque questi due file, a meno che io non abbia la necessità di andare a crearmi un header o un footer differente solo per questa specifica situazione. Allora, cosa devo andare a fare obiettivamente? Devo smembrare questa parte. Potrei andare serenamente a prendermi il doctype, l'apertura del section, body, content e tutto l'header e andare ad inserirlo nel file header in questo modo. Quindi ho creato il mio primo pezzo di struttura. Per lo stesso presupposto ovviamente posso andare a prendermi il footerone con la chiusura di body HTML, li taglio e me li vado a inserire qui nel footer. La mia struttura in questo momento quindi è smembrata. Tutto ciò che mi rimane qui, vedete, è solamente la mia home page, che ovviamente essendo il main non ha più il doctype, non c'è più la head, non c'è più il collegamento al foglio di stile, perde tutte le sue caratteristiche. Come faccio a ricomporre la struttura modulare? È abbastanza semplice, posso utilizzare due funzioni, o una o l'altra. Queste funzioni si chiamano include e require. E come già dice il nome stesso, includi o richiedi, insomma, mettiamola giù così, per farla sempre il più semplice possibile, come sarà mia abitudine e come è mia abitudine spiegarvi le cose. Tera. Qual è la differenza tra le due funzioni? Perché dovrei preferire una o l'altra? Beh, obiettivamente la differenza è solamente nella modalità di errore che viene riportata. Se io vado ad esempio a utilizzare include, in caso di errore mi verrà estratto un warning, un avvertimento. Questo vuol dire che il processo interno alla pagina verrà comunque eseguito, ma vedrò il messaggio di errore esattamente solo dove c'è l'errore. Quindi supponiamo che ho un header che viene stampato, un main che viene stampato, l'errore è nel footer, ok, al posto del footer vedrò l'errore, ma il resto del processo verrà comunque eseguito. Se io vado invece a utilizzare un require, avrò una situazione un po' diversa. Ogni minimo errore andrà a creare un fatal error, un errore fatale. Quindi, a prescindere di dove sia l'errore, di dove si trovi, verrà interrotto completamente il processo dell'intera pagina. Quindi vedrò solamente una pagina bianca e con un debug attivo potrò vedere l'errore alla riga tizio, hai fatto questo e questo. Ok, questa sostanzialmente è la differenza. Noi adesso andiamo semplicemente a utilizzare uno o l'altro, poco ci cambia. Cos'è che devo fare? Devo andare nel mio file index e andare a richiamare nell'ordine corretto i file che mi servono. Include, e qui mi serve richiamare il file header.php che comincerà a ricompormi la struttura. Vedete? Includo in questa posizione il file che contiene il primo pezzo di struttura. Quindi se questa è attualmente la mia situazione, vedete? Nel momento in cui vado a caricare a includere il mio file col resto del pezzo, la mia situazione cambia e ricomincio a vedere un pezzettino di roba, vedete? Per lo stesso principio, ovviamente, adesso andrò di nuovo nel file index e andrò a richiamare, magari stavolta posso usare un require, ok, giusto per, che se lo scrivo giusto aiuta, require, e qui vado a richiamare il footer.php che andrà ovviamente a chiudermi la strutturazione e mi andrà
a chiudere la struttura. Vi ricordo che è sempre molto importante, quando lavoriamo con questi presupposti, andare a visualizzare la sorgente della pagina, perché è quella cosa che ci permette di vedere se stiamo ricomponendo in maniera corretta tutta la nostra strutturazione. Ovviamente a questo punto è molto facile pensare come costruire altre pagine del sito, ok? Al di là di alcune problematiche che andranno ovviamente a crearsi, se io ad esempio volessi creare un'altra pagina, dovrei semplicemente andare a richiamare 1, 1, 2 e nella pagina che mi serve andare a modificare i contenuti di quella singola pagina nello specifico. Esempio, vado qui, mi vado a creare un nuovo file che chiamerò page.php, mi andrò a prendere tutta la baraccata e qui andrò a scrivere la mia page, salvo. Ovviamente adesso non ho menu di navigazione per poter andare a verificare la pagina, quindi me la scrivo direttamente a manina qui, page.php, e come potrete vedere la pagina è già bella che è fatta, con i suoi elementi all'interno. Questo ovviamente crea anche un presupposto molto semplice e molto utile, che è quello per cui, se io adesso qua tengo aperte tutte e due le pagine, ok? Come potete immaginare, nel momento in cui dovessi scrivere qualcosa qui, che ne so, in header dovessi andare ad inserire un H2, ok, mettiamo con scritto header, questo sarà presente automaticamente sia in una che nell'altra pagina. Quindi 1 milione di file e di pagine possono essere modificate serenamente attraverso un unico file che va a essere richiamato di volta in volta. E questo è il principio delle strutture modulari in PHP che possiamo ritrovare anche nei maggiori CMS, ma anche nei page builder. I page builder richiamano dei file con delle occorrenze di volta in volta in base a una condizione che si viene a creare. Per esempio in WordPress sono presenti i conditional tag, che attraverso delle condizioni per il controllo dei flussi del codice, che noi vedremo la prossima lezione, ci permettono di andare a dire: ehi, se hai premuto quello, mostrami questo. Queste dinamiche ci permettono di costruire all'interno di qualsivoglia struttura dinamica veramente l'impossibile di situazioni, al punto che potrei creare un sito di 1 milione di pagine attraverso solamente un file e un paio di file fissi. Ok, questo è il principio, ragazzi. Come sempre io vi ringrazio di avermi seguito e vi rimando alla prossima lezione. Ci vediamo settimana prossima con le funzioni per il controllo dei flussi. See you next time!